Proseguono ad Agrigento gli spettacoli compressi nell'ambito della rassegna Sere d'estate. Il videogiornale al porticciolo turistico di San Leone. Gloria Scafè. E avrebbe pensato già me, questa me la voglio sposare. Parla come ti dici, ma che è meglio. Ed è grande successo per la rassegna teatrale Sere d'estate inserita nell'ambito della stagione culturale del comune di Agrigento. Dall'8 agosto il programma ben nutrito della rassegna tiene compagnia agli agrigentini e non solo, offrendo rappresentazioni di varia natura. Così serate d'arte che si sono susseguite a serate di musica, spettacolo, letteratura sono andate incontro ai gusti delle diverse fasce della popolazione, raccogliendo ogni sera un pubblico numeroso che con affetto ha seguito ogni rappresentazione. Ieri sera al porticciolo di San Leone è stata la volta dello spettacolo teatrale Tre pecore viziose di Edoardo Scarpetta, messo in scena dalla compagnia teatrale Le Beatitudini. Anche per questa occasione il pubblico numeroso ha confermato il successo dell'evento. Grande orgoglio e soddisfazione per l'assessore ai beni e alle attività culturali del comune di Agrigento, Patrizia Pilato. È un'esperienza testata nel corso degli anni e per questo noi ci tenevamo a riproporla quest'estate al nostro pubblico agrigentino che la segue sempre con tanto affetto e devo dire tanta partecipazione. Del resto le compagnie che si sono avvicendate su questo palcoscenico sono delle compagnie amatoriali ma veramente di ottimo livello. Devo dire che hanno impreziosito la nostra stagione culturale, per cui noi siamo grati a tutti coloro che hanno accettato l'invito dell'assessorato ai beni culturali a partecipare alla predisposizione di questa stagione culturale che proseguirà mercoledì con i ragazzi dell'Open Space Theater che porteranno in scena Brillantina di Stelle, il teatro incosciente, e poi ancora il 2 settembre con i Magnifici 3 di Buzzurro e la conclusione della stagione della musica classica il 4, il 9 e l'11 settembre. Ecco, Sere d'estate è un programma nutrito che tiene compagnia agli agrigentini e non solo dall'8 agosto. Siamo al 13° incontro, la presenza di questo pubblico conferma il successo di Sere d'estate. Ma devo dire di sì, davvero una stagione molto seguita, partecipata, perché credo che abbiamo proprio raggiunto quello che era il nostro obiettivo, cioè quello di un po' venire incontro ai gusti e alle esigenze delle diverse fasce della popolazione, proponendo serate di arte, di musica, di spettacolo e anche di letteratura, proponendole negli scenari più belli della nostra magnifica città, quindi dal mare agli atri dei palazzi più importanti, al centro storico. Abbiamo illuminato la settimana scorsa la chiesa di Santa Croce nell'omonima piazza in maniera splendida, siamo veramente soddisfatti. Abbiamo conosciuto anche tanti cultori di musica che veramente ci hanno reso magiche certe serate. Proseguiremo, come dicevo, la prossima settimana e credo, mi auguro e spero di poter concludere con lo stesso con la stessa partecipazione con cui fino ad oggi abbiamo portato avanti la rassegna.